2022 tutti gli uffici pubblici, gli edifici pubblici del Veneto dovranno avere dei distributori di acqua alla spina, tutti i comuni un anno dopo le cosiddette casette dell'acqua, perché l'obiettivo è quello di eliminare l'utilizzo delle bottiglie monouso di plastica proprio per quanto riguarda l'acqua. L'Italia è il secondo consumatore di acque minerali al mondo. Prima di noi c'è solo il Messico e quindi riteniamo opportuno, partendo dagli enti locali, quindi dai comuni, mettere in campo questa legge quadro che indica questi obiettivi, che coinvolge gli enti gestori del ciclo dell'acqua e del ciclo dei rifiuti, proprio al fine di creare una sinergia all'interno della quale raggiungere l'obiettivo, che è quello di diminuire il più possibile l'utilizzo, come ho detto, delle bottiglie di plastica, anche perché ogni bottiglia di plastica significa, in Italia ne vengono consumate circa 3 miliardi all'anno, significa consumo di idrocarburi per la produzione, vuol dire trasporti quando abbiamo l'acqua che ci può arrivare direttamente in casa e vuol dire naturalmente anche costi ridotti. Quindi questo è l'avvio di un meccanismo virtuoso che contiamo nei prossimi anni porti anche dei risultati, esattamente come è stato fatto qualche anno fa con la raccolta differenziata.